Primo, l'Europa che non ci piace è quella per esempio della Troika in Grecia. Vi invito a leggere un articolo che c'era ieri su AGI, quindi un'agenzia di informazione, che spiegava che l'85% dei soldi, dei fondi di aiuto alla Grecia sono serviti per andare a ripagare i debiti delle banche che li hanno ridati indietro a francesi e tedeschi. Quindi questo è l'80%. Allora, questi sono meccanismi malati, perversi, che devono essere dimenticati. Cravatta, no? Cioè, questa è una roba vergognosa e che purtroppo se ne parla troppo poco. L'altro tema però è che se noi spacchiamo l'Europa, come sta facendo, cercando di fare Trump, cercando di dire, mettendo tutti contro la Germania, che ha i suoi torti, e lo vediamo nella questione della Grecia, quindi questo volevo dire, ma noi stiamo facendo il più grande dei favori agli americani e ai cinesi, perché oggi i due grandi attori dell'economia mondiale sono i cinesi, l'estremo oriente, e gli americani. Se l'Europa si sgretola, che oggi è il mercato più ricco e numeroso al mondo, noi abbiamo abdicato alla possibilità di essere degli attori rilevanti all'interno della scena mondiale e ci siamo relegati a un ruolo di secondo piano, essendo un luogo di vacanze per i nuovi ricchi del mondo. Se va bene. Se va bene. Allora, visto che invece noi siamo una delle 10 economie all'interno dell'Europa, quasi tutte, tolti 3 paesi, più importanti del mondo, dobbiamo fare sistema, Stati Uniti d'Europa, un'Europa confederata. A me piace molto l'idea di un'Europa confederata in stile svizzero, quello sarebbe un sogno a mio modo di vedere, ma dobbiamo ripensare l'Europa per essere competitivi con i paesi dell'estremo oriente e con i paesi del Nord America, perché questi due blocchi, se no, ci fanno a pezzi e ci usano come mercato di conquista. L'obiettivo, e mi sembra lapalissiano nel momento in cui abbiamo visto cosa è successo con i dazi alla Russia. I dazi alla Russia, non voglio entrare nel tema perché poi la questione ucraina è estremamente delicata, il Donbass. Però sa cosa, se noi applichiamo la flat tax... Chi è che ha pagato dei dazi alla Russia? Ha pagato la Russia? Ha pagato gli Stati Uniti? No, hanno pagato gli imprenditori nostri italiani. Per cose in cui non c'entriamo nulla, pagano i nostri imprenditori. Ma sono loro che dobbiamo difendere. Se la tax, in realtà 15-20%, ci comportiamo poi come altri paesi, anche dell'Europa, che non essendoci un'unica politica fiscale, no? Fanno il proprio interesse. La politica fiscale va assieme alla redistribuzione del debito. Finché non nasce un debito unico europeo, quindi i famosi eurobond, noi non possiamo avere una politica fiscale unica, ma questo non stanno assieme le due cose, una cosa chiama l'altra, perché se io ho una fiscalità creo un debito che deve essere condiviso. Gli Stati Uniti infatti hanno la fiscalità degli stati e la fiscalità federale, cioè quella di tutti.